Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Totaviaggi ti propone 9 giorni e 7 notti in Madagascar in viaggio di gruppo a sole 1.490 euro. Trattamento soft all inclusive, barca gratuita per l'isola di Sakatia con escursioni e avvistamento balene. Prenotazioni entro il 30 aprile, partenza il 16 ottobre con volo da Verona. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzioni e abbigliamenti in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del Lavoro a Fossalta di Portogruaro. A Torre di Mosto, CMC Venezia, abbigliamento sportivo e promozionale, t-shirt e gadget per eventi e manifestazioni, oggettistica in vetro di Murano per premiazioni e cerimonie, tutto personalizzato come vuoi tu. CMC Venezia, in via Alessandro Volta 8, Torre di Mosto. Il mare nel piatto in un'oasi incantevole. A Villotta di Chions, ristorante Adriatico, il posto giusto per festeggiare il vostro evento ad un prezzo davvero vantaggioso. Lasciati tentare dalle prelibatezze del nostro chef a base di pesce freschissimo e carne. Ristorante Adriatico e anche pizzeria. È il luogo ideale per una cena romantica, un meeting di lavoro, per il tuo pranzo di nozze. Ristorante Adriatico, un magico incontro di gusto ed emozioni, in via Cadore 10, a Villotta di Chions. In questo numero, gli ultimi verdetti del calcio, Taglio Veneto salvo, la Sangiorgese vola in seconda categoria. Presentato il nuovo progetto della Fossaltese. Al Portogruaro resta Mister Maggio, Fausto Erbetti è il nuovo responsabile del settore giovanile. Abbiamo seguito gli amatori del Portover volati in finale del campionato WISP Collinare. Nel basket Portogruaro chiude con una sconfitta. Serie B lontana per la pallavolo Portogruaro. Il sipario sulla stagione 2016-2017 è definitivamente calato. In Serie D la Triestina ha vinto i play-off acciuffando il pareggio solamente in zona Cesarini con la Virtus Becomp, un traguardo importante che proietta gli alabardati al terzo posto della griglia di pescaggi, lasciando intravedere la possibilità di giocare la prossima stagione in Lega Pro, ma questo lo si saprà solamente a metà luglio. I play-out invece hanno visto la salvezza del Calvinoale con il Vigasio e del Tamai in un drammatico spareggio tutto pordenonese con il Cordenons del portoguarese Massimo Mian, che ritorna dunque in eccellenza dopo una sola stagione di militanza in quarta serie. In eccellenza si è complicata subito l'avventura del San Giorgio Sedico agli spareggi nazionali. I bellunesi si sono inchinati tra le mura amiche al Tor Viscosa e adesso domenica saranno chiamati all'impresa in trasferta.
Nei playoff di promozione lo Spinea ha travolto la Robeganese, ma il quinto posto nella lista dei ripescaggi riserva ben poche possibilità di promozione ai gialloblu. Si sono salvate San Gaetano e Union Sile, entrambe dopo i tempi supplementari disputati rispettivamente con Team Biancorossi e Plavis. In prima categoria la finale playoff è stata ad appannaggio della Milanese, mentre venendo più da vicino alle vicende delle squadre del Veneto orientale. In seconda categoria il Telio Veneto, vincendo anche il return match di Gruaro per 4-2, ha festeggiato la salvezza. I gruaresi invece completano la caduta libera che dalle eccellenze li ha portati nel giro di poche stagioni a sprofondare in terza categoria. Domenica a Gruaro per noi c'era Alberto Querin. Nel momento decisivo 2 vittorie che vi hanno permesso di mantenere la categoria, quindi soddisfazione. Ma certo, ma innanzitutto parliamo prima di arrivare al discorso play-out, le ultime partite di campionato abbiamo riscoperto un po' quello che era il nostro assetto e quindi ci abbiamo creduto fino alla fine, l'abbiamo portato, fisicamente stavano bene e quindi ho lavorato soprattutto a livello tecnico, tattico in campo e basta. E oggi hanno fatto quello che ho chiesto, insomma, quindi sono pienamente soddisfatto della loro prova. Forse secondo me i 2 gol subiti sono stati delle leggerezze che in questi momenti, andando a riposo il primo tempo 3-0, è difficile un po' colmare. Ho cercato di tenere sempre la tensione alta, però posso anche capire, insomma. E se può indicare magari un qualcuno che magari le ha dato qualcosa in più in questo momento decisivo? Allora, in questo momento decisivo io ringrazio innanzitutto i più vecchi perché c'è sempre da imparare. Anch'io personalmente mi appoggio a loro perché è un fattore di crescita per chiunque, sia per il mister sia per i giocatori, e hanno fatto crescere quei ragazzi giovani che avevano bisogno. Quindi io ringrazio tutti, non posso fare differenze, non c'è nessuno, secondo me tutti hanno dato il massimo e sono stati premiati con questa bella partita e bella vittoria. Diciamo che oggi ha vinto la partita la squadra che ci ha creduto di più. Il Telio è sicuramente una squadra che ci crede e ci ha creduto molto di più di noi e il risultato è solo la logica conseguenza, come è giusto che sia nello sport. Diciamo, nonostante una sconfitta che comunque può intaccare quanto fatto quest'anno, o comunque una sconfitta a cui ripartire per una stagione, la prossima, che può essere vedervi protagonisti. Guarda, lei mi fa una domanda che in questo momento qua devo un po' smaltire la delusione, no? E anche se era tra le possibili soluzioni, cioè il 50% di possibilità, quindi noi in settimana ci troveremo, speriamo di aver un po' sbollito questa rabbia, che poi è una rabbia sportiva, non dobbiamo dimenticarci questo, e valuteremo cosa fare e soprattutto come farlo, insomma, cercando di cominciare a dare un po' più qualità nelle cose, cosa non facile, però insomma è giusto perseguirla. Io credo che da dimenticare nella vita non ci sia nulla. Parliamo sempre di sport, in questo caso di calcio, quindi diremo che dobbiamo dare anche il giusto peso a queste cose. Insomma, per noi è una passione, quindi talvolta gli diamo un valore anche superiore a quello che forse meriterebbe. Una stagione sicuramente non tutta negativa, ci sono alcuni aspetti in ambito societario come i ragazzini del settore giovanile o gli juniors che hanno vinto il loro campionato, che ci danno comunque una fiducia. Per quanto riguarda il gruppo che ha disputato il campionato in seconda categoria, diciamo che ci sono molte aree di miglioramento per cercare di trovare l'aspetto positivo di una risposta che non è facile. Una seconda categoria che il prossimo anno vedrà nuovamente tra le proprie file anche la Sangiorgese. I liventini hanno fermato sul 2-2 il Meolo dopo i tempi supplementari al termine di una gara vibrante, ricca di emozioni, conquistando la promozione grazie al miglior piazzamento in campionato. Al Meolo l'onore delle armi e la consapevolezza di un quasi certo ripescaggio da vincitrice del trofeo Veneto orientale. Mister, non poteva andare sempre male, finalmente è andata. Beh, ormai purtroppo oggi è andata finalmente, come dici tu Andrea, anche perché poteva cominciare a diventare una beffa, cioè Stefanuto, l'allenatore da secondo posto, ero diventato poi il Toto Cotugno della terza categoria, perché sai, dopo tutti ne parlano, arriviamo in finale, le perdiamo, tanti vorrebbero arrivare in finale e non le vincono, o non arriviamo in finale. Noi con i miei collaboratori ce l'avevamo, però la maggior parte delle volte le perdevamo per un motivo o per l'altro. Oggi avevamo i 2 risultati e abbiamo indovinato il risultato, godiamoci questa vittoria. È stata dura, ma godiamoci questa vittoria.
Infatti partita veramente soffertissima, l'avevate in mano, potevate chiuderla proprio ancora nei tempi regolamentari, poi è arrivato quel gol, un attimo di disattenzione. Guarda, posso assicurarti che il 48esimo del secondo tempo, a 30 secondi dalla fine della partita normale, prendere quel gol là poteva uccidere una squadra. Questa volta siamo stati tranquilli, l'abbiamo gestita, nei tempi supplementari non c'è stato più calcio, c'è stato solo calciare destra e sinistra e va bene così, godiamoci questa vittoria, godiamoci, basta. Festa sicuramente si festeggia, però bisogna pensare a quello che sarà la stagione futura. Beh, sicuramente da parte della Sangiorgese Calcio avevo già avuto la conferma prima della partita di Coppa, addirittura il lunedì precedente, e di questo ringrazio la società, perché non è facile confermare un allenatore quando ancora i risultati non sono acquisiti. Questa è una piazza dove avrei voluto sempre allenare e finalmente ci sono arrivato e abbiamo fatto tutto nei migliori dei modi con la vittoria. Adesso prendiamoci una settimanina di stacco e di festa e dopo stiamo già lavorando per il futuro, perché abbiamo già 4-5 giocatori che arrivando in seconda categoria era sicuramente più facile portare a casa, in terza magari è un po' più difficile. Va bene così, godiamoci, facciamo festa, poi tra 10 giorni cominciamo a pensare al futuro per la società e per i ragazzi, che io voglio confermare tutti perché è stato un gruppo eccezionale da agosto ad oggi. Intelaiatura già pronta, c'è solo da fare qualche piccolo innesto. Beh, secondo me sì, con 3-4 innesti di categoria di esperienza si può fare un bel campionato dignitoso anche in seconda categoria. E dopo qualcuno magari vorrà andare via perché ha giocato poco, ma quello lì fa parte del gioco. Io spero che il mio gruppo resti con me e portare a casa anche un po' di giocatori di esperienza per sistemare quelle 2 o 3 cose che hanno mancato, insomma. Però tra 5 e 10 giorni adesso festeggiamo. Senti, nell'arco della stagione ci hai sempre creduto, immagino. Beh, ci ho sempre creduto perché la squadra avevamo fatto un buon gruppo tra i ragazzi che c'erano già a San Giorgio, che hanno avuto la pazienza di capire il modo di lavorare mio, di accettare in maniera corretta i ragazzi che sono venuti dall'Aclea, perché non è facile mettere insieme 10 che vengono dall'Aclea con 8-10 che restano qua. Abbiamo fatto un bel gruppo, abbiamo lavorato bene fino all'ultimo giorno, venerdì che eravamo in 23-24. Dopo cosa vuoi che ti dica, quando si vince è tutto più facile, insomma. Però la squadra era già buona, si sapeva che si poteva far bene e noi ci abbiamo creduto. Ce l'abbiamo fatta, finalmente è arrivata questa seconda categoria tanto attesa e possiamo dire anche programmata. Sì, forse diciamo inizio stagione più che programmata ci speravamo, diciamo. Siamo arrivati a giocarcela in 3 occasioni, con la finale di Coppa che purtroppo è andata male, con lo sprint di fine campionato, con lo scontro diretto con il Giussago e alla fine con quest'ultima occasione. Speravamo magari di riuscirci prima, l'importante ecco, è esserci riusciti. Anche oggi potevamo soffrire un po' meno, però alla fine a bocce ferme forse è più bello così. Insomma. Il prossimo anno siamo già al lavoro, sappiamo il mister sa dove intervenire e poi abbiamo diversi giovani di cui dovremo parlare, insomma, vederci con i nostri giovani sono a Caole che fanno il campionato juniores, quindi faremo le opportune valutazioni. Sì, diciamo che facciamo i complimenti al Meolo comunque, che è un'ottima squadra e ci ha tenuto lì fino all'ultimo minuto. Dopo purtroppo c'è stato un rimpallo lì all'ultimo minuto e abbiamo preso gol, però dopo abbiamo tenuto bene il primo e il secondo tempo supplementare e diciamo abbiamo portato a casa il risultato che volevamo, insomma. Comunque una promozione che arriva al termine di una stagione veramente importante. Sì, diciamo che avevamo perso il primo obiettivo, quello lì della Coppa, che dopo abbiamo fatto i complimenti al Meolo perché comunque è anche, ripeto, un'ottima squadra. Dopo avevamo avuto la possibilità con il Giussago di poter vincere la partita qui in casa, ma non abbiamo portato a casa il risultato, avevamo l'ultimo tentativo e adesso siamo veramente molto contenti, adesso ci godiamo questa promozione in seconda categoria. Ecco, diciamo che nell'arco della stagione avete avuto un inizio importante, poi una fase centrale in cui avevate perso qualche punto per strada, siete venuti fuori veramente alla grande nella fase finale. Sì, diciamo che abbiamo perso dei punti importantissimi su partite che in teoria sulla carta dovevano essere a nostra portata,
però dopo fino alla fine abbiamo tenuto duro, siamo arrivati secondi, siamo stati molto contenti e dopo ci siamo venuti a giocare l'ultima partita con il Meolo e niente, ripeto, siamo veramente molto contenti, ecco, di questa promozione. Mister, questa volta è andata male. Ma è andata male, io non direi che sia proprio andata male, è andata male perché avevamo un unico risultato a disposizione e non ci siamo riusciti. È chiaro che le motivazioni tra le due squadre erano veramente super sballate. Noi, avendo già vinto la Coppa, avevamo quasi la matematica certezza della promozione, mentre loro oggi si giocavano una stagione intera. Nonostante questo i miei ragazzi hanno lottato dal primo all'ultimo minuto, abbiamo preso il gol dopo 2 minuti che ha condizionato la partita e poteva abbatterci. Questo invece non abbiamo mollato di 1 centimetro, abbiamo reagito, l'abbiamo ripreso una volta, abbiamo preso un palo, una traversa, abbiamo preso il 2-1 su autorete e non abbiamo mollato neanche ancora. Quindi oggi dal punto di vista del risultato non è andata come speravamo, però c'è da essere orgogliosi della stagione della squadra più che della singola partita, perché con questa sono 22 risultati utili consecutivi, abbiamo perso 2 partite su 33 giocate, quindi credo che c'è da fare veramente un grande applauso ai miei e oggi è andata così e va bene lo stesso. Ecco, hai parlato quindi di una probabile, ma lo dicevamo già dopo la vittoria della Coppa, sì. Insomma un probabile ripescaggio, state immagino già lavorando alla stagione che verrà? Beh, in realtà no, nel senso che non ne abbiamo parlato perché io, i ragazzi, la società ci credevamo nella vittoria anche del playoff e quindi ci siamo detti di parlarne a bocce ferme e nei prossimi giorni decideremo il da farsi. Comunque una squadra che ha bisogno di qualche ritocco. Assolutamente, negli ultimi anni le squadre che sono salite dalla terza hanno sempre fatto difficoltà a mantenere la categoria, tranne un paio di occasioni il San Donà che ha vinto 3 anni fa, aveva stato una buona squadra l'anno successivo, ma storicamente le squadre che salgono dalla terza devono per forza fare qualcosa. Noi abbiamo comunque una buona base e se sarà seconda dovremo comunque puntellare la squadra con 4-5 elementi sicuramente per fare un campionato importante, insomma. Poi l'importante può essere una salvezza, può essere una vita del campionato, ognuno si pone i propri obiettivi, però qualcosa bisogna fare sicuramente. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Totaviaggi ti propone 9 giorni e 7 notti in Madagascar in viaggio di gruppo a sole 1.490 euro. Trattamento soft all inclusive, barca gratuita per l'isola di Sakatia con escursioni e avvistamento balene. Prenotazioni entro il 30 aprile, partenza il 16 ottobre con volo da Verona. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzioni e abbigliamenti in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del Lavoro a Fossalta di Portogruaro. A Torre di Mosto, CMC Venezia, abbigliamento sportivo e promozionale, t-shirt e gadget per eventi e manifestazioni, oggettistica in vetro di Murano per premiazioni e cerimonie, tutto personalizzato come vuoi tu.
CMC Venezia, in via Alessandro Volta 8, Torre di Mosto. Il mare nel piatto in un'oasi incantevole. A Villota di Chions, ristorante Adriatico, il posto giusto per festeggiare il vostro evento ad un prezzo davvero vantaggioso. Lasciati tentare dalle prelibatezze del nostro chef a base di pesce freschissimo e carne. Ristorante Adriatico e anche pizzeria. È il luogo ideale per una cena romantica, un meeting di lavoro, per il tuo pranzo di nozze. Ristorante Adriatico, un magico incontro di gusto ed emozioni, in via Cadore 10, a Villota di Chions. Sono già iniziate le grandi manovre in vista della prossima stagione. Dopo l'addio di Ciro Astarita, alla Fossaltese si sta lavorando alacremente per dare al sodalizio biancoverdi un direttivo in grado di poter garantire una continuità con il precedente. Il progetto è stato presentato mercoledì sera presso la Biblioteca Comunale. Ci stiamo semplicemente riorganizzando per quelle che sono le possibilità del paese, quindi prima di tutto stiamo cercando di ricoinvolgere quelle che sono le attività, le persone del paese, e abbiamo proposto quella che è una nuova struttura che prevede che soprattutto ci siano i soci che decidono quello che sono un consiglio direttivo che porta avanti l'attività della società, che decide o che avvalla una proposta di un presidente, di un paio di vicepresidenti operativi che materialmente siano sempre presenti presso lo stadio, e poi tutta una serie di persone che organizzino quello che è l'attività. D'altronde la struttura non è sicuramente piccola da gestire, quindi il numero di ragazzi che abbiamo sono tanti. Quest'anno avevamo 190 ragazzi, quindi l'attività è tanta, ma le persone per farlo ci sono, e quindi andremo avanti. Quindi allora grande attenzione al settore giovanile, come al solito, come è stato fatto in questi ultimi 15 anni, però a livello di prima squadra sarà ancora promozione. La priorità del nostro calcio è sempre stato quella del settore giovanile, non solo per un discorso letteralmente calcistico, ma anche per un discorso di attività sociale che una società di un paese di 6.000 anime deve fare. È ovvio che un settore giovanile e comunque rispecchia quella che è anche la prima squadra, quindi l'idea è quella di mantenere tutta la struttura dello scorso anno, cercando di fare di tutto di iscrivere la società in promozione. Stiamo lavorando per questo. È ovvio che iscrivere una squadra in promozione è sicuramente un dispendio economico, un dispendio energetico da un punto di vista di tempo, e quindi va organizzata come va al meglio possibile. Vi siete dati una scadenza appunto per capire se riuscirete o meno ad iscrivere la squadra in promozione? Ma diciamo che nell'arco di pochi giorni adesso verrà definito quello che è il consiglio direttivo, grazie a alcuni soci che hanno già mostrato l'interesse al nuovo organigramma, alla nuova proposta di organigramma, e speriamo che altri soci possano entrare in quello che è il discorso dell'ACD Fossaltese 2017-2018. Quindi qualche giorno per il nuovo organigramma, e quindi subito dopo, quindi alla fine della prossima settimana massimo, dobbiamo decidere quello che saranno i dettagli dell'attività del prossimo anno. A Portoguaro invece, dopo aver visto sfumare l'arrivo alla presidenza proprio di Ciro Astarita, si procederà in continuità con il lavoro dello scorso anno, confermato Giorgio Rizzetto nel ruolo di direttore sportivo e Giancarlo Maggio alla guida tecnica della prima squadra. La novità è il responsabile del settore giovanile, si tratta di Fausto Erbetti. Diciamo che con Roberto Gabrielli era finito un ciclo, anzi approfitto per ringraziare per tutto il lavoro che ha fatto a Portoguaro nella realizzazione del settore giovanile, iniziata nel 2013, e che lui poi ha già all'inizio di quest'anno aveva detto che avrebbe finito il ciclo qui a Portoguaro, per cui ringrazio Roberto. E nel frattempo ci siamo mossi, il nome di Fausto era tra le persone che avevamo già individuato. Alla fine poi ci siamo incontrati e per fortuna nostro ha detto di sì, di venire a Portoguaro, perché ci piaceva già a suo tempo Fausto, e poi è un ex di Portoguaro, e a noi fa piacere lavorare con quelli di Portoguaro poi specialmente. Ecco Fausto, un lavoro che ti aspetta, è inutile negarlo, sarà enorme. È vero, è un lavoro enorme, la società è appena nata, insomma, e l'obiettivo è quello di riuscire a creare un settore giovanile importante, riuscire a, nel giro di qualche anno, a tornare a avere le squadre regionali, insomma, nei vari campionati giovanili, che credo sia il pianeta giusto per questa società. Io farò tutto il possibile perché questo riesca
ad avverarsi con l'aiuto della società, dei tecnici, insomma il lavoro sicuramente non mancherà, insomma, però l'entusiasmo c'è, comincio volentieri questa nuova avventura e bene, insomma speriamo che tutto fili liscio. Non nascondo che ci saranno delle difficoltà, però insomma siamo qua per lavorare e quindi cercheremo di risolvere eventualmente nel miglior modo possibile, insomma, se ci saranno delle difficoltà. E appunto da dove incomincerai allora? Ma intanto mi dovrò ancora incontrare con il presidente, nuovamente con Giorgio, e cominceremo secondo me dal pianificare che cosa vorremmo fare, dopodiché passeremo agli allenatori e poi infine passeremo ai giocatori, insomma, e poi tutto il sistema organizzativo che avendo 3, 4, 5 squadre da seguire sicuramente sarà impegnativo, però abbiamo tempo e speriamo di essere pronti per l'avvio della nuova stagione agonistica di settembre. In Veneto Orientale vi sono da definire i nuovi assetti e le linee programmatiche di molteplici società. Il futuro è ancora da definire a Caorle, dove è ritornato in auge il progetto di fusione con il Salute. A Sindacale è a rischio l'iscrizione in seconda categoria, mentre si attende di capire come si muoveranno dopo l'avvenuta retrocessione in terza categoria due società in grossa difficoltà come Vigoro e Gruaro. Questa settimana torniamo ad occuparci di calcio amatoriale del campionato WISP Friuli Collinare, dove il Portover, impattando per 1-1 nella semifinale di ritorno con il Danaldo Mortegliano, disputata in quel di Concordia Sagittaria sul campo dell'Oratorio Santo Stefano, ha staccato il biglietto per la finale di Tarcento del 27 maggio con il Mereto. I portoguaresi si sono qualificati grazie al successo per 3-2 conquistato nel match d'andata. Partita in salita dopo l'iniziale sfortunato autogol, recuperata all'inizio ripresa non senza grande sofferenza da una velenosa conclusione di Andrea Rosson che non ha lasciato scampo al portiere avversario. È stata un match alle doppie facce, sia l'andata che il ritorno. Abbiamo fatto un primo tempo, noi era andata molto bello, poi loro ci hanno recuperato 2 gol e alla fine ci hanno messo in difficoltà. Oggi qui a Concordia ci hanno messo veramente in difficoltà, una squadra molto ben organizzata, fisica, ben strutturata, giocatori di qualità. È stata una finale sofferta, ma credo che nell'arco di tutto il campionato ce la siamo meritata, quindi siamo stati bravi noi. Diciamo che la partita di questa sera è stata un po' condizionata dal gol subito a freddo, un episodio particolarmente sfortunato. Sì, questo purtroppo nel calcio succede, sono le classiche palle che spiovono in aria un po' così, c'è l'incomprensione tra il difensore e il portiere, è capitato dopo 30 secondi, quindi è stata una partita in salita, è stata davvero dura comunque, insomma alla fine il risultato l'abbiamo acquisito e si va a giocare sabato adesso contro il Mereto e andremo a vedere che cosa succederà. Ecco, diciamo, insomma, la classe non è acqua. Assolutamente no, la classe si vede. Oggi, questa sera qua c'erano tanti bravi giocatori. Quindi con il Mereto che partita vi aspettate? Ma è un'altra bella squadra, ben organizzata anche questa, ci sono tanti giocatori che hanno fatto categoria, quindi è una partita secca, staremo a vedere, insomma, li temiamo, credono che anche loro temono noi, andiamo là e vediamo su campo neutro che cosa succederà, insomma è una finale, quindi tutte le finali, ogni risultato è aperto per qualsiasi tipo di evenienza, insomma. Diciamo che comunque vi presentate anche come squadra che in questo campionato non ha mai perso una partita. Esatto, questa è una nota positiva per noi, durante tutta l'annata abbiamo sempre vinto e pareggiato, speriamo che arriviamo fino in fondo, così vuol dire che sarà un'annata da incorniciare. E allora eccoci con mister Glauco Colautti. Mister, una partita insomma per voi sfortunata, eravate riusciti ad andare in vantaggio praticamente subito, un gol a freddo che poteva anche mettere decisamente in difficoltà gli avversari, poi nella ripresa diciamo che avete concesso campo al Portover e sono riusciti a pareggiare e quindi a passare il turno. Esatto, come dice lei, venivamo dalla sconfitta interna 3-2, anche meritata per errori nostri, perché andare sotto primo tempo 0-3 abbiamo speso molte energie, eravamo arrivati a recuperare fino al 3-2 e di conseguenza siamo arrivati qua con una vittoria, dovevamo vincere per forza.
partiti bene con l'aiuto della squadra avversaria, l'errore loro che ha compensato l'errore del 3-0 che abbiamo fatto noi all'andata, però diciamo che comunque il valore del Portover in questo momento è indiscutibile. Noi ci manca ancora quel qualcosina per riuscire a essere alla pari con giocatori di qualità, giocatori che hanno giocato in categorie importanti come hanno il Portover. Posso solo fare un plauso ai miei ragazzi perché comunque l'annata è stata strepitosa, siamo arrivati secondi in campionato dietro appunto al Portover e niente, ripeto, un plauso ai ragazzi anche per l'impegno di stasera, per la voglia, la determinazione. È chiaro che poi quando hai l'opportunità di chiudere la partita sul 2-0, 3-0 con degli errori davanti alla porta avversaria e non riuscendo a concretizzare i palloni importanti, è chiaro che poi una squadra, ripeto, come il Portover non ti perdona. Il primo errore di nuovo siamo andati l'1-1 e da lì è diventata difficile, poi l'espulsione ha complicato ancora di più le cose. Niente, è un'annata comunque fantastica per noi. Io sono 3 anni che alleno questi ragazzi e ho preso in mano la squadra che diciamo a livello di classifica non riusciva mai a raggiungere determinati obiettivi. È 2 anni che usciamo in semifinale, l'anno scorso con il Mereto che poi ha vinto il titolo siamo usciti ai rigori, quest'anno siamo usciti con probabilmente la squadra che competerà sicuramente con il Mereto per il titolo. Un augurio a tutte e 2 le squadre, al Mereto perché ci conosciamo, ci sono anche delle persone che conosco, e un augurio sicuramente al Portover perché insomma è una squadra che merita veramente la finale. Infatti come la vede questa finale? Ma la finale la vedo molto aperta, il Portover tecnicamente su un campo buono può mettere in difficoltà il Mereto che secondo me è più quadrata, più squadra secondo me, con individualità magari più forti davanti, mentre il Portover è più completo, però è aperta a tutto e quindi in bocca al lupo alla squadra che vincerà. Questo qua credo sia il quarto pareggio che facciamo, onestamente se fossimo usciti e non essere andati in finale sarebbe stata un po' una beffa quest'anno perché effettivamente abbiamo fatto un bel campionato. Quindi finale con il Mereto? Sì, il Mereto è una buonissima squadra, l'abbiamo già vista 2 o 3 volte quest'anno. È una squadra che sinceramente se dovevo scegliere una squadra da andare in finale era proprio il Mereto perché è una squadra che gioca a calcio, ti lascia giocare, è una squadra tranquilla, quindi sicuramente sarà una bella partita sabato. Analizziamo un po' il sodalizio del Portover in senso più generale. Direi che state sempre più annoverando tra le vostre file dei giocatori importanti, cioè praticamente siete veramente il punto di riferimento del calcio amatoriale dell'Emene. Sì, infatti ne avevamo già parlato l'anno scorso, ogni anno arrivano nuovi giocatori sempre più giovani, quindi forze fresche. E quindi speriamo che l'anno prossimo ci siano, e sicuramente già abbiamo dei contatti con altri giocatori che verranno a giocare con noi. Si concluse con una sconfitta l'avventura in pool promozione di Serie D della Pallacanestro Portogruaro. I Granata si sono inchinati sul campo di Monfalcone per 79-71. Avvio soft, quindi sono rientrati in partita sino a toccare il -4 sul 58-54 per poi alzare definitivamente bandiera bianca. Una battuta d'arresto che non cancella comunque l'ottima seconda fase della stagione che classifica alla mano ha visto quella portoguarese tra le squadre più vincenti. Inci Silver dunque ci va la Sokol Trieste, mentre le semifinali di Final Four saranno tra Casassa e Cervignano e tra Gorizia e Sacile. Si giocherà sabato sul parquet della palestra di via Aldo Moro a Tolmezzo, finale prevista per le ore 18:30 della domenica. Nella pallavolo si è consumato il penultimo atto dei play-off per la promozione in Serie B. A Mestrino, opposta al Volley Eagles Vergati, la pallavolo Portogruaro, per poter sperare concretamente di giocarsi il salto di categoria, aveva l'obbligo di conquistare almeno un set, che invece non è arrivato. Al Paralovisa adesso i portoguaresi dovranno replicare al 3-0 subito all'andata, condizione unica per poter trascinare la serie a gara 3.